Presentata stamani la nuova stagione al Teatro Pirandello, inizierà il prossimo 19 ottobre con Caino e Abele, terminerà il 6 maggio con Gente di facili costumi, regia di Luca Manfredi. Continuano le celebrazioni in onore della Maria Santissima Addolorata, giorno 14 spettacolo mariano in piazza Santa Croce. Controlli su motocicli effettuati da carabinieri di San Giovanni Gemini e Cammarata, multe e sanzioni per oltre 6.000 euro, sequestrati 16 motorini rumorosi, colpi di pistola contro un condominio in contrada Fontanelle di Agrigento. Sull'emergenza idrica individuati dal sindaco di Favara nuovi pozzi che migliorerebbero la situazione idrica in città e non solo, ad Agrigento si continua a lavorare per la risoluzione dell'emergenza idrica, quanto afferma stamani il sindaco Miccichè. Documento della CGIL Agrigentina per migliorare i trasporti degli studenti che si recano al polo di Contrada Calcarelle. Passaggio di consegne tra l'Avis di Agrigento e quello di Pesaro, capitali della cultura. 3 giornate di eventi in programma dal 13 al 15 settembre. Sintesi della partita San Cataldese-Licata, terminata con un pareggio per 2-2. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie del 10 settembre martedì. Presentata oggi la nuova stagione del Teatro Pirandello 24-25, inizierà sabato 19 e domenica 20 con Caino e Abele di Toni Cucchiara. Terminerà il prossimo 6-7 maggio con Gente di facili costumi dalla regia di Luca Manfredi. Abbiamo fatto delle interviste ai vari protagonisti del teatro e del comune. Direttore Salvo Prestia, che stagione sarà quest'anno? Sarà una stagione all'insegna del divertimento, del sentimento, della commedia classica, e quindi una stagione per tutti i gusti che è stata progettata dal nostro direttore Francesco Bellomo, che è stata condivisa dal Consiglio di amministrazione, quindi ce l'abbiamo messa tutta per offrire il massimo che poteva il Teatro Pirandello quest'anno. Direttore, che spettacoli vedremo quest'anno al Pirandello di Agrigento? Ma intanto penso che fra quelle che ho fatto, parlo delle stagioni, credo che questa sia la più variegata, la più interessante, la più ricca, sia a livello di partecipazioni artistiche che a livello di prodotti proposti. Infatti, a parte l'inizio, che è un grande omaggio al nostro Toni Cucchiara, dovuto e doveroso, con il Caino e Abele, poi per il resto abbiamo tutta una serie di opere importanti con artisti come Sergio Nubini, Flavio Insinna, Paolo Calabresi, Alessio Boni, Francesco Pannofino, insomma una stagione veramente, ne dimentico sicuramente qualcuno, veramente di qualità, e che in questo discorso che stiamo portando avanti comunque soddisferà il pubblico, oltre quello più esigente, anche il pubblico che giustamente dopo giornate di lavoro viene al teatro anche per svagarsi. Sì, è un cartellone ricco quest'anno, a prescindere dai capitali della cultura, comunque il progetto anche del nostro direttore artistico e dell'intero CDA del teatro è ambizioso. Ci sarà anche quest'anno un'altra novità, ci sarà anche poi un cartellone insieme anche al parco archeologico, perché faremo quest'anno delle manifestazioni, degli eventi anche all'interno del Palacongressi. C'è stata una comunione di intenti tra i due direttori artistici, Francesco Bellomo, che ringrazio, e anche Gaetana Ronica, che a capo del parco archeologico, quindi penso che sarà ancora più ricco proprio in virtù di quello che dicevate poi voi. Quest'anno ci siamo fatti le ossa per dare a questo teatro una più grande stagione teatrale, con un calendario di produzione importante, fatto di opere, di attori di un livello veramente molto alto, e cercheremo di dare ad Agrigento quella risposta culturale che si aspetta per Agrigento, capitale del cultura. Intanto sarà una stagione che continua il solco che abbiamo tracciato dal nostro insediamento, e quindi un cartellone variegato, eclettico,
che viene incontro a tutti i gusti e che anche questa volta tiene conto delle segnalazioni e dei desideri del nostro pubblico tradizionale. Anche quest'anno, come l'anno scorso, questa governance ha deciso, quando ce n'è stata la possibilità, di mettere Agrigento prima di ogni cosa. L'abbiamo fatto l'anno scorso, avviando la stagione con un'opera fortemente targata Agrigento, sto parlando del Todo Modo di Leonardo Sciascia, con la riduzione all'adattamento teatrale che reca la firma di Matteo Collura. La regia era di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, quindi un'opera targata Agrigento, e addirittura l'anno scorso facemmo la prima nazionale del tour di quella compagnia proprio qui al Teatro Pirandello. Quest'anno ripeteremo questo stesso schema, approfittando del fatto che c'è sicuramente un prodotto di altissimo livello a livello nazionale che andrà in giro, è già iniziato ad andare in giro, perché nel 2024 ricorre il 50° anniversario di una grande opera, di un grande compianto e amato agrigentino. Sto parlando di Toni Cucchiara e del suo musical Caino e Abele, e sarà proprio questo musical a dare l'avvio alla nostra stagione, che è poi quella che farà da apripista a Agrigento Capitale della Cultura 2025. Accanto a questo c'è poi una operazione importante, non comune dalle nostre parti, e cioè 2 istituzioni culturali pubbliche, sto parlando della Fondazione Teatro Pirandello da una parte, del Parco Archeologico Valle dei Tempii dall'altra, che decidono di mettersi insieme, di lavorare insieme e di presentare un'offerta condivisa e concertata insieme, e quindi dove si tiene conto. Questa è una novità, certo. Per la verità noi come Fondazione Pirandello e cose del genere ne abbiamo già fatte e continuiamo a farlo in maniera ancora più imponente, approfittando del fatto che dall'anno scorso il Parco Archeologico presenta una sua rassegna di teatro e di spettacoli al Palacongressi. Abbiamo deciso di unire le forze nel tentativo di ovviamente migliorare sempre quanto più possibile l'offerta culturale della città, fare ciascuno di noi qualche passo indietro per cercare di farne fare 100 in avanti. E sono in corso le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, iniziati lo scorso 7 settembre, fino a domenica 15, con la processione in onore della Madonna alle ore 18. Tra gli eventi, la rappresentazione mariana presso la piazza di Santa Croce sabato 14, con la regia di Pippo Calandrino e la conduzione di Margherita Trupiano. Ce ne parla meglio il rettore del santuario, Don Lillo Argento. Parliamo della festa dell'Addolorata, in atto già da qualche giorno in svolgimento, ma ci sono ancora delle novità. Ecco, ogni anno il 15 di settembre ricorre la festa della Beata Maria Vergine Addolorata. È cosa, diciamo così, diversa dal Venerdì Santo. Qui è un momento celebrativo in onore appunto della Vergine Madre Addolorata. E da diversi anni, inizialmente almeno 15 anni fa, i confrati, le consorelle e il rettore del santuario, che allora non ero io, hanno promosso la semplice processione della Beata Maria Vergine Addolorata. Col corso degli anni si è voluto incrementare questi festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata. Quest'anno ci saranno delle buone novità. Ecco, oltre che per una settimana intera ci sarà la Santa Messa, come ogni anno, preceduta dal Santo Rosario in questo santuario dedicato alla Vergine Addolorata. Specialmente negli ultimi giorni, mercoledì 11, ci sarà un momento di fraternità con tutta la confraternita dopo la Santa Messa, preceduta da un momento di assemblea della confraternita stessa, con un momento di fraternità conviviale qui nel sacrato del santuario, nel sacrato alto del santuario. Il venerdì faremo l'adorazione eucaristica con Maria ai piedi della croce, ringraziando appunto il Signore e la Vergine Madre Addolorata, e soprattutto il giorno 14 sarà un momento importante, perché avremo innanzitutto una breve processione della Madonna verso la chiesa di Santa Croce, dove celebreremo la messa dell'esaltazione della Santa Croce insieme alla parrocchia di San Francesco di Paola di Agrigento. Poi alle ore 21 ci sarà uno spettacolo di un galà mariano, promosso da Pippo Calandrino come regista, collaborato ovviamente da altre persone,
con la partecipazione del coro diocesano, del coro Santa Teresa di Lisè di Portempedocle, della banda intercomunale diretta dal maestro Carmelo Mancione, e sarà uno spettacolo tutto dedicato a Maria, con canti, brani di prosa, poesie, preghiere anche di papi. Tutto questo spettacolo in onore della Madonna, intitolato dell'Aurora, si celebrerà il 14 sera alle ore 21 al piazzale Santa Croce. Lì abbiamo allestito un palco, le luci naturalmente che ci vogliono per l'illuminazione necessaria, e ci sarà questo spettacolo mariano, la partecipazione del coro diocesano, la partecipazione del coro Santa Teresa di Lisieux di Portempedocle, della banda musicale intercomunale diretta dal maestro Mancione, un vero momento di spettacolo e direi anche di preghiera a cui invitiamo la popolazione a partecipare, a rendersi presente per rendere forte la nostra devozione e il nostro affetto alla Madonna Addolorata. Infine il 15 pomeriggio, che è domenica, è il giorno dedicato alla Madonna Addolorata, alle ore 18 ci sarà la Santa Messa nel piazzale del santuario e poi la processione breve, per la verità, via Garibaldi, via Porta di Mare fino alla piazzale di San Giuseppe e poi fare il rientro qui in chiesa. La messa sarà animata dal coro Magnificat, mentre durante la processione il coro di Santa Cecilia allieterà la processione con 2 canti dedicati alla Madonna Addolorata. A Cammarate e a San Giovanni Gemini i carabinieri hanno effettuato controlli alla circolazione stradale, sanzionati numerosi minorenni alla guida di ciclomotori modificati in quanto rumorosi. Sono state elevate sanzioni per circa 6.000 euro e ritirate 16 carte di circolazione. L'approfondimento. Nello scorso weekend i carabinieri del comando della compagnia di Cammarate, in esito a un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato nei comuni di Cammarate e San Giovanni Gemini, finalizzato al controllo della circolazione stradale, hanno sottoposto a fermo amministrativo, con conseguente ritiro delle carte di circolazione, ben 16 ciclomotori, elevate sanzioni pecuniarie per un valore di circa 6.000 euro. Il servizio è stato sottoposto in essere a seguito di numerose segnalazioni giunte da parte dei cittadini dei 2 comuni, all'interno dei quali nelle ultime settimane si era registrato un significativo incremento di ciclomotori allestiti con scarichi non omologati o modificati che soprattutto in orario serale e notturno producevano un livello di rumorosità eccessivo da rendere difficoltoso, se non impossibile, godere del riposo e del sonno dei cittadini. Inoltre la modifica dei ciclomotori rappresenta anche un serio pericolo per la sicurezza stradale. Per questo motivo la compagnia dei carabinieri di Cammarate ha organizzato un massiccio intervento di controllo nelle ore più calde del sabato sera, riuscendo a contrastare significativamente questo fenomeno. Sono stati controllati e sottoposti a fermo amministrativo a seconda dei casi per 60 o 90 giorni con contestuale ritiro della carta di circolazione ben 16 ciclomotori, tutti guidati da ragazzi e adolescenti sorpresi alla guida in violazione di numerose norme del codice della strada, dall'uso non corretto del casco al trasporto di passeggeri su mezzi non omologati a tale scopo o condotti da minori di anni 16, alterazioni della targa del veicolo per renderla meno visibile, ma soprattutto in merito all'installazione di scarichi non omologati arbitrariamente modificati che producevano rumori assordanti sopra il valore massimo indicato in decibel riportato sulla carta di circolazione. I ciclomotori sono stati affidati ai genitori dei ragazzi sorpresi alla guida, sono state elevate multe con importi variabili da 83 a 549 euro per un totale complessivo di 6.000 euro. I servizi di controllo della circolazione stradale proseguiranno nel prossimo futuro e saranno effettuati anche in altri comuni della nostra provincia, anche allo scopo di sensibilizzare i giovani e ragazzi al rispetto delle prescrizioni di legge, perché è opportuno sottolinearlo, circolare con un ciclomotore che presenta dispositivi non omologati o arbitrariamente modificati rappresenta un grave rischio per la sicurezza e l'incolumità dei giovani conducenti. E sono almeno 5 colpi di pistola esplosi questa notte contro il portone di un condominio nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento.
Gli spari hanno centrato in pieno l'ingresso di una palazzina tra Viale Sicilia e Via Alessio di Giovanni, danneggiando le vetrate. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile. I militari dell'Arma avrebbero già sentito alcuni residenti del palazzo e starebbero verificando l'eventuale presenza di telecamere nella zona. Non è ancora chiaro a chi sia rivolto il messaggio, che presenta tutte le caratteristiche di una vera intimidazione. 5 mesi fa, proprio nella stessa palazzina, erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un'auto di proprietà di un pregiudicato. Tragedia sull'autostrada A19, un morto e diversi feriti nello scontro tra due auto all'altezza di Resuttano in direzione del capoluogo siciliano. La corrispondenza. Incidente mortale lungo la A19 Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Resuttano in direzione del capoluogo siciliano. Nello scontro fra due autovetture una persona è deceduta, mentre sono 6 feriti, fra cui anche 2 bambini. La vittima si chiamava Massimiliano Frumenti ed era un catanese di 57 anni. Per soccorrere i feriti è stato necessario un intervento dell'elisoccorso che è atterrato sulla sede stradale chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute le squadre dell'ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto 2 veicoli che si sono scontrati per cause che dovranno essere accertate anche attraverso i rilievi tecnici della polizia stradale e le testimonianze. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Oltre alla vittima, le persone ferite risultano essere 6, fra cui 2 bambini. Uno dei 2 è in gravi condizioni ed è stato trasportato a Palermo in elisoccorso, mentre l'altro all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta insieme alla mamma. L'autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa a lungo ed è stata riaperta solo dopo le 23. Sull'emergenza idrica abbiamo sentito il sindaco di Favara, con il nuovo pozzo messo in funzione, a breve anche l'apertura di un nuovo secondo pozzo a disposizione e altri tra la zona di Scindillì e Racalmare, 3 pozzi dedicati al partitore di Aragona inutilizzati da più di 15 anni. Sentiamo il sindaco. Sindaco Favara ha subito cercato delle risposte riguardo all'emergenza idrica con l'apertura di un pozzo che ha dato per alcuni giorni un grande aiuto. Adesso la situazione qual è? Sì, il pozzo che abbiamo aperto, ricordiamo il primo forse che è stato aperto post crisi, perché ci siamo subito impegnati da questo inverno, quando ancora nessuno parlava di crisi, noi lavoravamo a questa soluzione. Ha dato una grandissima mano d'aiuto. Da qualche giorno è fermo perché si è rotta parte della conduttura, ma la stiamo per riparare. AICA in questo periodo ha cercato di sopperire con un aiuto in più su Favara. Ci sono ancora delle difficoltà, abbiamo spesso dei turni che non sono ottimali, però speriamo che a breve, con l'apertura del secondo pozzo, perché già abbiamo fatto le analisi, le acque sono buone, stiamo predisponendo il progetto, penso che a breve avremo il secondo pozzo a disposizione. E soprattutto anche con i pozzi che ho segnalato ad AICA insieme al sindaco di Aragona nella zona di Scindillì e Racalmare, 3 pozzi collegati al partitore di Aragona, quindi che hanno la possibilità di dare acqua a diversi comuni che erano inutilizzate da più di 15 anni. Abbiamo anche là fatto un sopralluogo, fatto le analisi delle acque che sono buone, sono sempre acqua non potabile, purtroppo l'acqua non è potabile in queste zone. Però con la miscelazione o con, ad esempio, sul pozzo di Favara il secondo, sto facendo predisporre il progetto direttamente con un potalizzatore, speriamo di poter sopperire. Poi tutto quello che si spera è chiudere questa emergenza al più presto, perché se arrivano le prime piogge e iniziamo ad avere più acqua negli invasi, queste soluzioni poi possono servire a ottimizzare in futuro il servizio, però per adesso cerchiamo di tamponare. E sentiamo ora il sindaco di Agrigento Miccichè sulle novità per l'acqua in città, intervistato da noi stamattina. Sindaco, sulla crisi idrica ci sono novità? Ma sulla crisi idrica le novità, noi abbiamo già reperito i pozzi, ma più che reperito sono i vecchi pozzi che qualcuno non aveva più utilizzato, li stiamo riutilizzando, è aumentata la portata idrica che Siciliacque ci sta dando, quindi in alcune zone già abbiamo provveduto quasi a regolamentare
l'erogazione, tipo anche il borgo di Giardina Gallotti. Per le altre frazioni e per gli altri quartieri si sta lavorando intensamente. Ho un contatto diretto anche con Siciliacque, a breve poi ci saranno anche delle novità. Un documento della CGIL di Agrigento per potenziare il collegamento pubblico con l'università. Lettera aperta del segretario della CGIL Buscema e di quello dei trasporti Pirrera per migliorare i collegamenti con Contrada Calcarelle, considerando la presenza dell'università e di diversi istituti superiori. È importante includere alcuni punti chiave nel prossimo bando di gara per il servizio di trasporto pubblico. Ecco alcune proposte formulate dal sindacato agrigentino della CGIL. Frequenze e orari potenziati. Vista la presenza di studenti universitari delle scuole superiori, si dovrebbe garantire un aumento della frequenza delle corse nelle fasce orarie di maggiore affluenza, la mattina presto e nel primo pomeriggio, orari flessibili anche per tenere conto di lezioni serali o altre attività scolastiche. Linee dirette e potenziate, introduzione linee dirette che collegano Contrada Calcarella ai principali poli educativi della città, senza necessità di cambi, riducendo i tempi di percorrenza per gli studenti e docenti. Autobus più capienti e accessibili. Durante gli orari di punta è necessario disporre mezzi più capienti con un'accessibilità per studenti con disabilità. Monitoraggio delle domande. Prevedere un sistema di monitoraggio continuo della domanda con strumenti come app di prenotazione o tracciamento dei flussi, in modo da poter adattare il servizio rapidamente in base alle necessità della popolazione scolastica e universitaria. Effettuare le convenzioni e abbonamenti agevolati a prezzi scontati, agevolazione per studenti universitari e delle scuole superiori, incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico. Migliorare l'integrazione tra il servizio degli autobus e altri mezzi di trasporto come il treno, la bici, per facilitare gli spostamenti verso le università e le scuole superiori. Ulteriori proposte sono state fatte per il collegamento con Montaperto e Giardina Gallotti per migliorare il collegamento diretto, per esempio l'istituzione di una linea diretta, implementare un collegamento diretto tra Montaperto e Giardina Gallotti Calcarelle renderebbe più agevole per gli studenti e residenti spostarsi quotidianamente, riducendo i tempi di viaggio e migliorando l'efficienza del trasporto nella zona. Questi punti per la CGIL di Agrigento dovrebbero essere inseriti nel bando di gara per garantire un servizio adeguato e rispondente alle esigenze della popolazione studentesca di Contrada Calcarelle. E l'Avis di Agrigento e Pesaro per il passaggio di consegne tra capitali della cultura con 3 giorni di eventi dal 13 al 15 settembre dedicati alla donazione e alla solidarietà. In programma anche 2 convegni sui nuovi media della comunicazione sociale e le nuove generazioni nel mondo del volontariato. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. L'Avis di Agrigento a Pesaro per il passaggio di consegne tra capitali della cultura, Pesaro e Agrigento appunto. Saranno 3 le giornate di eventi dal 13 al 15 settembre dedicati alla donazione e alla solidarietà. In programma 2 convegni dedicati al ruolo dei nuovi media nella comunicazione sociale e alle nuove generazioni nel mondo del volontariato. Al nostro microfono il presidente della sezione Avis di Agrigento, Gaspare Cumpo, e il segretario Francesco Amabile. La cultura deve riguardare anzitutto, la donazione di sangue. Ci parli della manifestazione che attende l'Avis a Pesaro? L'anno scorso l'Avis di Brescia e Bergamo, capitali della cultura, insieme a Pesaro, quest'anno che è capitale della cultura, hanno iniziato a fare una specie di gemellaggio, ovvero hanno iniziato a scambiarsi il titolo di capitali della cultura fra le Avis comunali che successivamente si avvieranno a ricevere questo titolo. Quest'anno spetta a Pesaro organizzare questo evento e hanno invitato l'Avis di Agrigento, l'Avis Comunale di Agrigento come sede di Capitale della Cultura 2025,
in una manifestazione che si terrà a Pesaro dal 13 al 15, in 2 giornate dove ci saranno delle manifestazioni di 2 convegni organizzati dall'Avis nazionale e 2 momenti anche di socialità all'interno di queste due giornate. Noi siamo stati lieti ad accogliere questo invito e parteciperemo alla fine della settimana, da venerdì a domenica, a questo evento. Un evento che ci vedrà coinvolti, perché l'anno prossimo toccherà a noi come Capitali della Cultura invitare la sede di Pesaro e anche la sede dell'Aquila, che l'anno prossimo diventerà, nel 2025 diventerà 26 diventerà Capitale della Cultura. A Pesaro, cambio di capitale di cultura tra Pesaro appunto e Agrigento, nel nome della solidarietà che vede l'Avis impegnata a livello nazionale. Infatti ci apprestiamo appunto a partire, come diceva il Presidente, per fare questa bella esperienza a Pesaro, con questo passaggio di testimone tra Pesaro appunto capitale della cultura uscente e Agrigento capitale della cultura 2025. Cercheremo di fare tesoro e cercheremo di rubare il più possibile, perché tutto quello che vedremo dovrà trasferirsi l'anno prossimo, appunto, come diceva il Presidente, per l'avvicendamento tra Agrigento capitale della cultura e la capitale della cultura 2026. Quindi faremo tesoro appunto di quello che vedremo per poterlo tradurre nel migliore dei modi qui ad Agrigento. Avevamo invitato pure il sindaco di Agrigento per vedere questa e partecipare a questa manifestazione importante, però purtroppo per impegni istituzionali non è potuto venire. Sarebbe stato bello comunque averlo con voi. Sicuramente, perché effettivamente il sindaco poi nel 2026, quando dovremo organizzare questa kermesse noi, con il passaggio di consegne tra Agrigento e la nuova capitale della cultura, il comune dovrà fare anche la sua parte. Ecco, quindi sarete voi 2 a partire, lei e il Presidente. Sì, il Presidente e io che sono il segretario. Avevamo invitato anche altre persone dell'Avis provinciale, ma per impegni familiari non sono potuti venire neanche, per cui abbiamo accettato di partecipare anche noi 2 soli per rappresentare Agrigento a questo evento. E a Messina un appello della medicina interna a raddoppiare il numero di medici per paziente. Intervista ad Antonio Versace, direttore DUOC dell'ospedale Messina Papardo. Arriva un appello alle istituzioni della medicina interna siciliana per rivendicare il ruolo di primo piano all'interno del sistema sanitario, specialmente dopo la pandemia da Covid. È necessario aumentare il numero di medici per paziente e di tutte quelle figure indispensabili per una presa di carico globale dei malati complessi, tali da richiedere multidisciplinarietà, perciò non si tratta solo di carenza di medici, ma anche di infermieri, operatori sanitari, fisioterapisti, eccetera, spiega il direttore UOC Medicina Interna dell'azienda ospedaliera Papardo di Messina, Antonio Versace, che ci spiegherà meglio la situazione. Ci sono grossi problemi in questo momento in quella che è la carenza di medici in tante discipline, e la medicina interna nel post-Covid si è trovata ad essere, diciamo, un paracadute per la gestione di quasi tutto il sistema sanitario nazionale, oltre alla medicina di base. Noi, oltre ad aver fatto diversi incontri in Agenas e anche in Regione, siamo stati anche al Ministero come internisti, sia la FADOI, che è la Federazione degli Internisti Ospedalieri, che la SIMI, la Società Italiana di Medicina Interna. Nell'incontro che abbiamo avuto al Ministero e con Agenas stiamo chiedendo di aumentare i coefficienti medico-paziente, perché purtroppo ancora siamo considerati, tra virgolette, medicina generale. La nostra è medicina interna è una medicina specialistica, e mai più di oggi è una medicina che vede il paziente a 360 gradi, e vede il paziente ad alta complessità, vede il paziente ad alta intensità di cura, quindi non possiamo rimanere con
un medico ogni 4 pazienti, quindi diventa difficile la gestione del paziente complesso. Ci sono delle realtà sul territorio, parliamo di ospedali che partono da Mistretta a Taormina, nonché Lipari, dove mancano tanti medici, mancano negli ospedali tante specialità, e a questo punto bisognerebbe capire se anche in medicina bisogna fare gli SPOC e l'hub, quindi il centro dove si può arrivare fino a un certo punto e l'hub dove praticamente tu puoi gestire il malato perché hai tutte le specialità all'interno. All'interno del congresso si parla di tutto, di tanto. Ci sono delle sessioni dove si parla di terapia subintensiva medica, si parla di shock settico, si parla di nuovi farmaci per lo scompenso cardiaco, si parla di nuovi farmaci per il diabete, si parla di farmaci per i pazienti fragili, farmaci che oggi possono essere utilizzati rispetto al passato anche nei pazienti con insufficienza renale, si parla di vaccini, si parla di vaccini nei pazienti fragili. Linea alla regia per la pubblicità. E si svolgerà domenica prossima il 4º trofeo podistico Città di Favara, un memorial dedicato ad Agostino Fanara, maratoneta prematuramente scomparso. Ce ne parla Giuseppe Moscato da Favara. Si corre domenica prossima, 15 settembre, il trofeo podistico Città di Favara, giunto alla 4ª edizione e quest'anno affiancato al Memorial Agostino Fanara, podista favarese prematuramente scomparso proprio durante una corsa di allenamento. Ad organizzare l'evento sportivo, che è anche valido come 6ª prova del Grand Prix provinciale di Agrigento, sono le associazioni sportive Favara Runner e Fradici Runner, con il patrocinio del comune di Favara. Ieri sera nell'aula consiliare la presentazione della gara, un percorso cittadino di 1,5 km da percorrere 4 volte per un totale di 6 km. Partenza e arrivo in piazza Cavour, dove gli atleti riceveranno i numeri a partire dalle ore 8:30 e quindi la partenza della gara fissata per le 9:30. Oltre 200 gli atleti iscritti provenienti da diverse parti della Sicilia e anche da fuori regione. La gara podistica sarà anche occasione per la promozione del territorio di Favara. Ma sentiamo le interviste. Allora, il 4º trofeo podistico Città di Favara è stato inserito all'interno di un Grand Prix provinciale, di cui fa parte anche Favara. Abbiamo scelto proprio la data di settembre, e io lo voglio dire con orgoglio, proprio perché Agostino questo giorno è nato, anche se è stato registrato il 16 di settembre. Quando mi hanno proposto questa possibilità ho detto subito sì. Quindi abbiamo deciso di organizzare nuovamente questa gara, il 4º trofeo podistico Città di Favara. Dedicarlo a lui con grande affetto. Dedicargli un memorial con grande affetto, visto che amava così tanto la corsa. Che gara sarà? Sarà una bella gara, ci divertiremo e ci sarà tanta gente in giro. Spero che i favaresi non faranno mancare mai, come sono sempre stati, il loro calore e la loro vicinanza, e abbiamo bisogno di un bel pubblico. Noi siamo pronti, ci stiamo dando tanto, siamo stati invitati a partecipare a questa manifestazione, cercheremo di dare il meglio anche noi. Parliamo anche dal punto di vista tecnico, i chilometri, la difficoltà di corsa, quello insomma che prevede questa grande giornata di sport. Sì, è un percorso tecnico che si dislocherà su un percorso di circa di 6 km con 4 giri di 1,5 km ciascuno. È un percorso molto tecnico perché prevede delle salite e di conseguenza anche delle discese. Il percorso partirà dalla piazza Cavour, così come è stato sempre per la 4ª volta, quindi attraverserà tutta la città, arriverà fino alla farmacia di Pannino per poi risalire e ritornare in piazza passando dalla Chiesa Madre. Una bella gara veloce. Premi per tutti? Per tutti, sì, per tutti, e premi speciali poi alla fine abbiamo il primo assoluto per i maschi e la prima assoluta per le donne. E poi un premio speciale. Quest'anno abbiamo pensato, facciamo delle riunioni e nelle riunioni si trova sempre, amalgamiamo tutti i nostri pensieri, abbiamo una coppa speciale e verrà data a chi arriva in assoluto nella categoria 50, la categoria del nostro Agostino Fanara.
Ma voi siete già pronti? L'allenamento è a buon punto? Che intenzioni avete? Sicuramente di fare una bella figura e di portare tanti amici. Fare una bella gara. Saremo tutti. È un evento bellissimo, è un ricordo che rimarrà a tutti veramente, con il cuore. L'ennesima iniziativa che si fa, si riprende grazie alla collaborazione con i privati e le associazioni. Oggi grazie ai frati Rannes e Rannes di Favara stiamo riportando una gara che è la quarta edizione ma che da tempo non si realizzava più. Sarà un modo per poter essere nuovamente al centro dell'attenzione, come è stato fatto per la festa di San Giuseppe, per la fiera, la sagra, come è stato fatto l'anno scorso con lo slalom città di Favara, che verrà ripetuto anche quest'anno. Abbiamo nuovamente la possibilità tramite lo sport di dare una vetrina alla nostra città per farsi vedere fuori, per la gente da tutta la provincia, dalla regione ma anche da fuori, da Massa Carrara, dalla Germania. Sarà una gara con più di 200 partecipanti, quindi avremo modo di poter dare la migliore immagine possibile della nostra città ed è anche un momento di promozione. Una cosa importante è ricordare il lavoro svolto di queste due associazioni, quando sia io prima da tempo, prima di essere in questo momento amministratore della città, che vederli adesso in azione, diciamo che è veramente molto emozionante. Tutto quello che loro sono riusciti a fare nel tempo l'abbiamo visto, lo vediamo ancora in città perché ci sono diversi segni che hanno lasciato alla comunità. Ricordiamo il defibrillatore in piazza Cavour, ricordiamo le diverse iniziative, la 5.30, ricordiamo anche diverse promozioni di non solo a livello sportivo ma anche di carattere culturale, sociale, che comunque hanno dato sempre un beneficio, un grosso beneficio alla nostra comunità. Oggi devo dire che li ringrazio personalmente sia a nome mio che tutta l'amministrazione comunale perché l'impegno profuso nel tempo, possiamo dire che oggi ci troviamo diversi vantaggi e ne sono veramente grato di tutto quello che loro riescono a fare e che ancora con il nostro impegno riusciamo ad ottenere. Vediamo ora un servizio politico su Forza Italia e le fibrillazioni all'interno del partito. Maggioranza Schifani sempre più tenuta con lo scotch, soprattutto all'indomani delle cosiddette carte scoperte all'interno del partito dello stesso governatore dell'isola, ovvero Forza Italia regionale, dove il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè parrebbe guidare l'opposizione interna. Gli contesterebbe soprattutto la gestione del partito in Sicilia, ma anche le magre figure all'indomani delle recenti nomine in seno alla sanità. E se a livello nazionale Tajani e Gasparri difendono la linea fin qui prodotta per evitare una faida interna, l'eurodeputato Marco Falcone sugli scudi, fin dalla prima ora contrario alla gestione Schifani, ha convocato nelle scorse ore un'assemblea provinciale catanese del partito. Mulè parrebbe aver risposto ai due colonnelli berlusconiani dicendo, come si legge stamani su Repubblica edizione siciliana, che confrontarsi e discutere anche animatamente non significa puntare a detronizzare il re, che non sia in una caserma, ma che anzi il dibattito sulla gestione siciliana serve ad arricchire Forza Italia, senza chiudersi nelle logiche del capo assoluto che comanda senza confrontarsi con nessuno. Mulè quindi sembra più referente di tutti i disagi e i malcontenti nei confronti di Schifani. Segnali di malpancismo parrebbero arrivare anche dalla deputata regionale La Roccaruvolo, dal deputato nazionale Tommaso Calderone ed altri ancora. Un Schifani visto dalla linea opposta in seno al partito come colui dalla mancanza di ascolto e del fare sempre e soltanto di testa sua. Il tutto dopo non molte settimane addietro che Gianfranco Miccichè, al timone della sonante vittoria decenni addietro del 61-0, salutò tutto e tutti per ritrovarsi compagno di viaggio del leader autonomista Raffaele Lombardo. Ma ne sapremo di più e meglio con l'andare del tempo. La politica lentamente si avvia alla ripresa dopo la pausa estiva e mentre i partiti fanno ancora i conti con gli scontri per le nomine in ASP, ospedali, all'ARS, si discute di moltiplicare le poltrone di assessore in tutti i comuni, lontano dai riflettori si lavora alla messa a punto della quarta manovra finanziaria del 2024 della regione siciliana, che vale già circa 250 milioni di euro. Contemporaneamente all'assessorato all'economia diretto dal neoassessore Alessandro Dagnino si
si procede a ritmo serrato anche con il bozzone della legge di stabilità 2025, di cui però non si conosce ancora il budget, per la cui definizione nei prossimi giorni si giocherà a Roma una partita molto delicata. La prima mossa, illustrato ieri l'assessore Dagnino, sono le variazioni di bilancio. Avremo un budget di circa 250 milioni, frutto di maggiori entrate e di spostamenti di risorse da vari capitoli di spesa. Così l'assessore. L'obiettivo è di farla approvare all'ARS entro ottobre. Nuove risorse in arrivo dunque per le tante ordinarie emergenze della Regione. Non è noto però quali saranno gli obiettivi e le priorità del governo per quest'ultima finanziaria del 2024. A cui, in attesa che si componga il puzzle, si guarda con preoccupazione e speranza. Al Museo Salinas di Palermo la presentazione del documentario sul sistema parchi in Sicilia. Sono 14 parchi regionali coinvolti nel progetto. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi è una giornata particolare e direi da subito positiva per tutti gli addetti ai lavori, per l'assessorato, per l'assessore personalmente che mi ha dato fiducia nell'organizzare per la prima volta, lo ripeto, il prodotto audiovisivo del sistema parchi di Sicilia. Oggi non si parlerà di un parco di Agrigento, di Selinunte o di Segesta, ma oggi sarà presentato un documentario, un video che attiene a tutto il sistema parchi Sicilia, quindi ai 14 parchi regionali archeologici. Cosa vuol dire? Vuol dire avere contezza di quelle che sono le regole del gioco, di quella che significa fare marketing oggi, e questo lo abbiamo realizzato con una, direi, perfetta sinergia tra l'assessore, l'ufficio di gabinetto, la direzione generale, col contributo di Teleone a cui veramente sono particolarmente legato per la professionalità che hanno messo e l'impegno soprattutto. Vi è un anno di lavoro, più di 200 ore di girato e quindi oggi presentando questo prodotto di sistema vogliamo sentire 8 stakeholders di settori completamente diversi. Il punto focale è proprio questo, bisogna supportarlo con una buona logistica dei mezzi, soprattutto delle persone e delle merci. Se riusciamo a integrare logistica, parchi culturali, parchi archeologici e poi le bellezze naturalmente che abbiamo, purtroppo le utilizziamo come luogo comune, cielo, mare, eccetera, eccetera, e allora possiamo aspirare a farne veramente un asset importante al di là dei numeri che però rappresentano uno scarso 14% del PIL. La Sicilia è un parco archeologico a cielo aperto, allora il sistema di parchi, un sistema integrato, vuole lanciare un messaggio. Il messaggio è quello di avere una visione di insieme, il teamwork, lavorare insieme, lavoro di squadra, e i direttori hanno tutti raccolto questo input che è arrivato dall'assessorato, dall'assessore che cerca sempre di dare dei suggerimenti finalizzati sicuramente a implementare il turismo in Sicilia, ma a rendere anche un'offerta, perché ricordiamoci bene, la Sicilia è la terra più bella del mondo, noi abbiamo 14 parchi, sono 14 gioielli. Come Comune di Palermo siamo molto lieti di partecipare a questo evento importantissimo per valorizzare il nostro ricchissimo patrimonio culturale, archeologico ma non solo, e quindi siamo molto lieti di poter partecipare e di offrire la nostra collaborazione. Auguriamo buon lavoro in particolare all'assessorato regionale ai beni culturali che, in collaborazione con le altre istituzioni locali culturali quali ad esempio la Galleria d'Arte Moderne, il sistema culturale, civico, museale palermitano, porterà sicuramente grandi contributi. Sì, compiamo 200 anni, ma in realtà ripartiamo da zero, come i fanciulli, e quindi decidiamo di abbandonare le nostre cantine e sposare quei sistemi lungimiranti come può essere un sistema parchi. Perché vedete, è fondamentale dare alla Sicilia la possibilità di esprimersi, e lo si può fare con diverse geometrie, diverse sfaccettature, e quello dei parchi archeologici è estremamente importante. Noi abbiamo la fortuna di vivere accanto a un parco archeologico, il parco archeologico di Solunto, città fenicia, che deve
trovare il modo di esprimersi e noi li possiamo aiutare. Come può il mondo del vino intervenire nei parchi archeologici? Attraverso la comunicazione. Diciamo che potrebbe diventare la linfa di un futuro e potrebbe unire quello che diventa un biglietto unico che parla in maniera internazionale di una Sicilia capace di raccontarsi da secoli in maniera contemporanea. E sempre per gli spettacoli, al Teatro di Taormina, Lucio Dalla rivive grazie a Lidia Schillaci e Woman Orchestra il servizio. La luna era quella del Luna Park, lo scimmione si aggirava alla giostra del bar. È stato magia, è stato incredibile poter assaporare queste parole, queste canzoni cantate qui, hanno assunto un senso diverso, ancora più bello, più magico, perché questo contesto rende tutto più magico e soprattutto il percorso è stato bello, è stato proprio intrecciato e è una grande soddisfazione quando è come se nascesse tuo figlio, no? E poi lo metti al mondo e lo fai conoscere questa creatura, insomma, al mondo. Un po' questo è Futura, insomma, questo è quello che noi ci dobbiamo augurare e sperare, questa rilettura al femminile che abbiamo fatto, che è una cosa incredibile, unica. Sono felicissima e orgogliosa che questo progetto stia avendo così tanta luce sopra di sé. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Ho voluto fortemente inserire questo evento, direi un evento unico, qui per la prima volta al Teatro Antico di Taormina, un progetto tutto al femminile. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane. Ha veramente qualcosa di speciale perché è il primo che abbiamo portato in scena a partire dall'anno scorso, dove abbiamo messo insieme proprio la band pop, quindi chitarra, batteria e basso elettrico, insieme alla nostra orchestra sinfonica. La sua presenza spirituale c'era sicuramente, quindi abbiamo soltanto dato modo appunto di creare quella spiritualità e renderla visibile. Ogni pennellata appunto raccontava qualcosa, una storia che faceva parte proprio di Lucio Dalla, e quindi in questo percorso, chiamiamolo così, su questa tela che girava a 360 gradi, abbiamo raccontato una bellissima storia, almeno spero sia arrivato quello come messaggio. Se le canzoni fossero state cantate e interpretate da una donna, perché questa è stata un po' la domanda, ho detto ma chissà come sarebbe stato se Lucio Dalla fosse stata una donna e avrebbe scritto queste canzoni e le avrebbe interpretate, perché aveva comunque questo modo di arrivare così tanto al cuore delle cose e ha sempre parlato con un sesto senso quasi femminile, no? È stato un grande successo per la prima volta qui al Teatro Antico e ne siamo veramente orgogliosi e soddisfatti. È bello vedere dialogare il mondo dell'elettronico proprio con gli strumenti, gli archi, i fiati, creare questo dialogo magico. Quando ho scritto il progetto è nato proprio da questa domanda che mi sono fatta e da lì non c'era niente e poi abbiamo costruito. È stato un progetto che ho scritto, che ho tenuto nel cassetto per 4 anni, poi l'ho tirato fuori e ho potuto poi realizzare questo sogno sul palco, perché quando tocchi un mostro sacro così è giusto fare attenzione a quello che stai dicendo, a quello che stai facendo. Poi il connubio delle donne, della Women Orchestra, della band tutta al femminile, penso che sia stata la cosa che ha coronato, insomma, questo sogno. Se parliamo di palchi internazionali, credo che l'antico teatro di Taormina sia il tempio appunto dei teatri. È stato un grandissimo onore e con Lidia ci lega un'amicizia da tanti anni.
La prima volta che ci siamo esibiti insieme è stato 7 anni fa, quindi 7 anni dopo ci ritroviamo a condividere il palco nel nome dell'arte. Hanno come sono tante, hanno permalose, hanno bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. La particolarità di mischiare il sinfonico col pop era una cosa che volevo fortemente, infatti sia i maestri Walter Sivilotti che hanno curato la parte sinfonica che Fabrizio Lamberti che ha curato la parte pop sono stati a lavorare insieme. Quando ho pensato a questo progetto ho detto non ci può essere solo la sinfonica, perché Lucio Dalla era anche un jazzista e aveva tutta quella parte ritmica all'interno della sua voce, del suo modo di cantare. Il tempo per lui era importantissimo, infatti le canzoni che ha fatto hanno anche tempi diversi, cambia il tempo dall'inizio alla fine di un pezzo. Questo connubio era necessario, devo dire, quindi è stata proprio una ricerca durata 1 anno e mezzo in tutta la Sicilia, ci tengo a dirlo perché tutte le musiciste sono tutte siciliane e è bellissimo, devo dire che sono molto orgogliosa di tutto. Attenti al lupo! Attenti al lupo! Insieme! Passiamo ora allo sport. Si conclude con un pareggio l'esordio del Licata Calcio fuori casa contro la San Caldese per 2-2, il servizio di WeSport. Una grande classica della storia recente del girone I di Serie D. La prima giornata mette di fronte San Caldese e Licata, 2 compagini che puntano a disputare un'annata da protagoniste. Sul sintetico del Valentino Mazzola di San Cataldo in palio 3 punti pesanti per dimenticare le amarezze maturate in Coppa Italia. I padroni di casa infatti sono reduci dal KO di Siracusa per 2-0 sul fronte giallo-blu. Invece gli uomini di mister Romano hanno alzato bandiera bianca contro l'Agragas con il punteggio di 4-0. Dirige l'incontro il signor Francesco Comido della sezione di Messina, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Andrea Cappadona passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Ospiti che rompono il ghiaccio con Mina Cori dopo 21 di gioco, abile a sfruttare la sovrapposizione di Giuliano a sinistra, rientrare sul destro e calciare senza centrare però lo specchio della porta di Dolenti. Sul ribaltamento di fronte arriva la risposta verde Amaranto con Montaperto che imbuca per Tedesco, assistenza sul secondo palo, lì dove un calciatore licatese salva porta il risultato. Licata che tiene bene il campo e alla prima occasione passa in vantaggio sul giro palla orizzontale. Caramanno subisce la pressione forse fallosa di Marcellino, ripartenza fulminea con Mina Cori che serve Bonanno, tutto solo in area di rigore e libero di portare in vantaggio i suoi. Resta più di qualche dubbio su questo tackle scivolato di Marcellino su Caramanno. Giallo-blu che vanno vicini al raddoppio con il colpo di testa sul secondo palo di Ferrigno al minuto 35. Dolenti attento, blocca a terra. 5 minuti prima del duplice fischio e un altro ex di giornata, Lorenzo Cappello, a riportare in parità il risultato 1-1 al Valentino Mazzola. Rete oscurata dalle bandiere del tifo ospite, in tal senso ci scusiamo con i nostri amici a casa, cercando sempre di profondere il massimo impegno. Chiediamo una postazione di maggior rilievo al Valentino Mazzola. Nella ripresa trascorrono 7 minuti al rientro in campo e le due formazioni. La San Caldese mette la freccia, cross parabolico di Tedesco dalla tre quarti che pesca l'inserimento puntuale di Tutino sul secondo palo che sfila alle spalle di Lanza insaccando in rete per il vantaggio verde Amaranto. Mancino educatissimo di Tedesco, ma anche il destro non è per niente male. La compagine di mister Pidatella passa allora avanti per la gioia del tifo organizzato e di tanti tifosi verde Amaranto che stanno assiepando i gradoni del Valentino Mazzola. Padroni di casa che potrebbero anche prendere il largo, attento Rossi a negare il 3-1 sugli sviluppi di un piazzato. Ospiti che negli spazi aperti lasciati alla retroguardia verde Amaranto dimostrano di poter far male. Bonanno in versione assist serve in profondità Minacori, stop difettoso che facilita l'intervento in uscita di Dolenti è proprio sull'asse Minacori. Bonanno matura il pari ospite con il numero 11 che parte defilato a sinistra, si accentra servendo al centro per l'attacco all'area avversaria di Bonanno, autore di una gran volée che batte Dolenti. Giallo-blu che provano a chiudere in avanti collezionando calci d'angolo in serie e l'ultimo di questi calciato direttamente in porta da Bonanno. Controlla la traiettoria Dolenti, non accade più nulla al Valentino Mazzola e pari e patta tra San Caldese e Licata 2-2 con 3 gol degli ex. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi, 10 settembre. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 68 del digitale terrestre, Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi sul nostro canale YouTube Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.